Si narra che una sera del 1853 Don Bosco si imbatté in una forte pioggia torrenziale in cui si bagnò completamente e si dice non aveva filo addosso che non fosse bagnato. Tornato a casa cercò qualcosa per cui cambiarsi, ma era così povero che mamma Margherita non trovò nessun altro capo da dargli. I ragazzi lo stavano aspettando per la preghiera e lui non poteva assolutamente tardare. È così che cercando per la stanza vide un cappotto e dei calzoni bianchi portati da un conte per uno dei suoi giovani e presto trovò il suo abbigliamento che destò subito molta curiosità e ilarità nei suoi piccoli ragazzi. Ma quella non fu l'unica volta. Seguì un altro acquazzone, in cui di nuovo egli si bagnò completamente, senza avere il cambio con cui vestirsi. E in quell'occasione indossò un soprabito che però era così corto da mostrare i calzini più volte rattoppati da mamma Margherita. Pur vivendo in una grande povertà, Don Bosco non mancava di vestire degnamente gli abiti sacerdotali, secondo gli usi del tempo. Anzi, lui stesso fabbricava gli abiti per sé e per i suoi giovani, passando le notti a fare il sarto e il ciabattino. Una delle sue opere, infatti, nel 1853 fu proprio l'apertura di 2 laboratori a Valdocco per calzolai e per sarti. Così poteva proteggere i giovani più a rischio, donando loro un apprendistato e al contempo provvedendo loro di abiti e di calzature necessarie per vivere. Quali erano gli abiti che vestiva Don Bosco? Vi presentiamo le vesti e alcuni accessori appartenenti a Don Bosco che il nostro laboratorio di restauro ha avuto l'onore di poter restaurare in vista della nuova esposizione museale al Museo Casa Don Bosco a Valdocco, Torino. La talare, o tonaca, è la tipica veste sacerdotale in vigore ancora oggi. Secondo la sua foggia tradizionale ha un'apertura anteriore con una fitta fila di bottoni. Quella appartenente a Don Bosco ne ha 32 sul davanti e 3 su ogni manica. Il colletto è a fascia e in foggia tipicamente salesiana senza l'apertura a tassello sul davanti. Internamente si possono osservare le cifre ricamate dell'iniziale del nome di Giovanni Bosco. Il pesante cappotto in panno di lana, assai utile per proteggersi dai freddi inverni piemontesi, ha 6 bottoni per l'allacciatura e un'ampia svasatura. Esso è fornito di pellegrina, una piccola mantellina aperta sul davanti, il cui nome deriva dall'indumento che solitamente vestivano i pellegrini. Anche nel cappotto, internamente, si può trovare il nome di Don Bosco ricamato con filo di cotone colore giallo. Il tricorno, detto anche berretta, era il copricapo tipico di chierici e sacerdoti. Ha forma quadrata ed è composto da 3 spicchi rialzati,
da cui appunto il nome di tricorno. Quello di Don Bosco aveva la fodera interna color sabbia e una profilatura in pelle nella parte inferiore, su cui vi erano le cifre del nome Giovanni Bosco. Un aneddoto simpatico verte intorno alla berretta di Don Bosco, considerata magica. Si narra che un giorno andò da lui un giovane seminarista, Michele Unia, che, ammesso alla consacrazione, decise però di non voler più andare avanti nel suo cammino. Disse a Don Bosco di non avere la testa per continuare. Gli rispose allora: «Non hai la testa? Bene, allora ti darò la mia». E così si tolse la berretta e la mise sul capo del giovane. Paura, dubbi, pensieri di tornare a casa si dileguarono subito sotto quella berretta. Michele fu così uno dei più ferventi missionari d'America, senza più togliersi la berretta di Don Bosco. Il Saturno è un copricapo usato dai sacerdoti nei lunghi viaggi. Quelli di Don Bosco erano due, entrambi di felpa a pelo lungo. Uno a tese aperte, l'altro a falde laterali ripiegate. Ornato da cordonetto attorno alla calotta che termina con doppio fiocco a 3 galle e 2 nappine color nero. Anche qui vi sono i riferimenti dell'appartenenza dei 2 pezzi a Don Bosco. Non potevano mancare nell'armadio di Don Bosco la sciarpa fatta ai ferri, probabilmente dalla stessa mamma Margherita, e i guanti di lana. I numerosi rammendi presenti su questi capi fanno ben pensare a quanto siano stati vissuti e usati e più volte rammendati. Una reliquia, che in latino significa resto, è in senso lato un oggetto di varia entità che abbia avuto una connessione più o meno diretta con un santo. Pertanto, in ogni intervento di restauro, le reliquie vengono trattate nel massimo rispetto, al fine di intervenire solo per salvaguardarne la buona conservazione e fermare ogni possibile causa di degrado. Le vesti di Don Bosco erano in cattivo stato di conservazione, soprattutto a causa di un forte attacco di lepidotteri della famiglia delle Tineide, ovvero le comuni tarme dei tessuti. Si poteva riscontrare ciò dai numerosi fori presenti, e il primo intervento necessario è stato appunto la sanificazione dei manufatti. Tutti i manufatti sono stati sottoposti alla disinfestazione in camera anossica. Le reliquie sono state inserite in una camera di film polibarriera creata appositamente per tutti i pezzi e saldata a caldo previo l'inserimento di 2 rubinetti alle estremità. Mediante uno di essi veniva inalato azoto in forma gassosa dentro la camera, prodotto dall'annesso generatore di azoto. Il secondo rubinetto, invece, serviva per far uscire l'ossigeno presente nella camera, fino a raggiungere almeno uno 0,5% di ossigeno nella stessa,
creando appunto un ambiente anossico al suo interno. Tale situazione senza ossigeno entro cui si trovano i tessili permette la morte per asfissia dei lapidotteri e mantenendo una temperatura di almeno 25 gradi centigradi per un periodo di almeno 3 settimane, anche le eventuali larve presenti hanno il tempo di schiudersi e quindi morire. La condizione interna alla camera è stata monitorata mediante un termoigrometro collocato in essa, con il quale è possibile controllare sia la temperatura che l'umidità. Ottimale è il mantenimento di un'umidità intorno al 50%, il cui equilibrio veniva ricercato aumentando o abbassando la quantità di vapore acqueo immesso insieme all'azoto. Un ossimetro collegato al rubinetto di uscita serviva invece a monitorare la percentuale di ossigeno dentro la camera ove erano riposti i manufatti. Ogni giorno veniva inalato per alcune ore una piccola quantità di azoto, al fine di mantenere la situazione anossica interna. Terminate le 3 settimane, i pezzi sono stati prelevati dalla camera e studiati mediante microscopio 2200 Wi-Fi. Sul fiocco del tricorno vi erano dei resti come pulviscolo, prima non presenti. Essi sono stati prelevati con pinzette chirurgiche e collocati su vetrini per analizzarli mediante microscopio. Erano appunto resti di coleotteri dermestiti, tipici di tessuti organici di natura animale. L'operazione di disinfestazione è stata quindi positiva, in quanto ha eliminato tutte le possibili tarme presenti nelle reliquie. È seguita quindi un'accurata depolverizzazione dei pezzi mediante aspiratore a potenza regolabile, con ugelli per microaspirazione, al fine di rimuovere resti di lapidotteri, particellato e sporco presente sui tessuti. Gli interventi di consolidamento ad ago hanno avuto l'intento di bloccare l'avanzamento dei degradi presenti, al fine di salvaguardare le opere. Per esempio, sono stati consolidati i fori delle tarme o i bordi del cappotto logori e frastagliati. Soprattutto il tricorno ha necessitato di un restauro accurato, in quanto tutto il bordo inferiore era logoro per l'uso e il degrado iniziava ad allargarsi. Senza deturpare l'originale estetica dell'opera, è stata risarcita una nuova bordura al fine di bloccare l'avanzamento del degrado. Anche i guanti di lana e la sciarpa sono stati consolidati là dove i degradi presenti rischiavano di evolvere nel tempo in un irreversibile recupero della reliquia. La bellezza di poter avere in cura e custodia le reliquie dei santi
È occasione per gustare la gioia della comunione del cielo, aiuto e sostegno per noi pellegrini sulla terra. Ci lasciamo allora accompagnare da Don Bosco stesso nel nostro cammino, il quale scriveva: «Uno solo il mio desiderio, quello di vedervi felici nel tempo e nell'eternità».